sport, la Lega Calcio dà l'ok all'ampliamento dello stadio Mecchia da portare a 4.000 posti. Da fine settembre il Porto Sumaga potrà giocare nella sua città, meno 3 giorni allo storico esordio in Serie B. Ed ora allo sport, il calcio, buone notizie per i tifosi del Portogruaro. Domenica prossima lo storico debutto in Serie B. Per il momento si giocherà alla Friuli di Udine, ma presto arriverà uno stadio nuovo. Sentiamo. Il Portogruaro tornerà a giocare in riva all'Emene, nel cuore della città, non appena la capienza dello stadio verrà portata dai 3.300 ai 4.000 posti. La Lega ha dato l'ok alla richiesta di deroga del club e a ricevere la telefonata tanto attesa da Milano è stato nel pomeriggio l'amministratore delegato della società, Paolo Mio, figlio del presidente Francesco. Per la squadra sicuramente giocare su uno stadio più piccolo con lo stadio pieno è una spinta in più, quindi sicuramente questo ci può dare una mano anche nei risultati. E per la città vedere i suoi giocatori giocare a casa sua è sicuramente differente che andare a guardarli a Udine. In sostanza l'esilio al Friuli potrebbe essere limitato soltanto a 2 partite, quella contro il Cittadella in programma domenica e quella contro il Sassuolo, prevista alla 3ª giornata. Se i lavori di ristrutturazione dello stadio Mecchia, il cui costo previsto è sui 350-400 mila euro, termineranno a tempo di record, la città di Portogruaro potrebbe abbracciare la Serie B già in occasione della sfida contro l'Ascoli del prossimo 25 settembre. Per noi era fondamentale questa notizia, fondamentale. Anche perché, aggiunge Paolo Mio, l'affitto dello stadio Friuli si aggira sui 30.000 euro a partita. Anche gli acquisti e il budget dato dalla mia famiglia, insomma, era con un punto di domanda appunto per questo motivo, perché non sapevamo quante partite giocavamo fuori, quindi di conseguenza abbiamo aspettato per gli ultimi colpi di mercato e poi anche per diramare il budget definitivo della società, insomma.